Con Mattia Cocco, al termine di questa emozionante partita, avevate bisogno di sbloccarvi e ce l'avete fatta. Sì, devo fare i complimenti a tutti i ragazzi perché ne avevamo bisogno moralmente per la fiducia, per lavorare in settimana un po' più tranquilli, quindi sapevamo che era una partita molto importante. Devo fare i complimenti a tutti, ma soprattutto per il sacrificio, per la dedizione che tutti hanno messo su tutti i 50 minuti. Non era facile andare a realizzare il gol del pareggio contro un portiere che ha dimostrato veramente di essere un folletto, no? Alcuni magari lo stile tipico magari degli argentini di fare movimenti, posture magari non consuete. Era difficile batterlo, ci sei riuscito con una grande freddezza. No, è andata bene, sono felice, ero concentrato e quindi ero anche abbastanza tranquillo. E il suo portiere io l'avevo già incontrato nel torneo in prestagione e quindi sapevo che l'aveva già dimostrato in tutte le altre partite. Questa sarà complimenti perché ha veramente, credo, parato tanto, però insomma è un po' così, è andata bene per me stavolta. Sandrigo ha confermato di essere squadra che può sicuramente lottare per i playoff. Voi questa sera avete messo il primo mattone per costruire quel castello, che è un castello difficile da costruire ma che avete dimostrato di poter costruire, cioè la salvezza. Sì, noi lo ripetiamo ogni settimana, noi dobbiamo cercare di incrementare più punti possibili durante l'anno perché comunque c'è bisogno di crescere sotto tanti punti di vista, la squadra è comunque giovanissima, lo sappiamo, però deve essere un punto di partenza, dobbiamo prendere tutte le cose buone fatte stasera e analizzarle e tirar via gli errori che non abbiamo fatto, quindi continuare su questa strada e sono sicuro che comunque ci toglieremo qualche altra soddisfazione. La magia di Ramiro Torres è stato un momento emozionante della partita. Io in cronaca ti posso dire che sicuramente un po' di decibel, coi decibel ci ho esagerato. Ci deve credere quel ragazzo e magari deve forse disciplinarsi al momento di commettere qualche fallo di squadra di troppo, no? Sì, lui ovviamente magari ancora pecca su delle cose, ma per età, per inesperienza o comunque ma ha delle grandissime doti ed è un ragazzo veramente a me piace moltissimo perché è una spugna, assorbe tutto quello. Ovviamente ha da lavorare tantissimo, è giovanissimo e quindi... Ed è umile. Quindi stasera io devo fare i complimenti perché il gol probabilmente domani è sui 5 sondocchi. Assolutamente. E quindi complimenti ha fatto poi in un momento così importante, quindi certo. Bene. Prima con Antonio ho sottolineato però gli importanti contributi di Pietro Agostini, di Andrea Della Valle, di Silvio Costanaro che stanno crescendo. Per poter arrivare a salvarli avete bisogno assolutamente che di loro, no? Bah, chiaramente è impossibile pensare di fare una stagione in metà o comunque 6, noi abbiamo 8 e tutti 8 sono in grado di giocare. È ovvio che stasera adesso penso che tutti per aver fatto questo risultato tutti abbiano contribuito al 100% e quindi bravissimi tutti, complimenti, poi in settimana analizziamo cosa è stato fatto meglio delle altre volte. Ultimissima domanda, il tuo compagno di linea Stefano Dal Santo 50 minuti sì. E li aveva ancora? Sì, penso di sì, cioè credo di sì, bravo, io no, non ne ho più adesso, però forse lui ancora. Allora scusa se ho abusato un po' di te, ti mando a riposo. Niente, grazie. Ciao Fausto, grazie.